tutto poi diventa privo di gusto quando non c'è speranza, come quando non c'è amore, c'è gusto. E così ci consegniamo facilmente a qualche venditore di illusioni. La speranza costa, le illusioni sono gratis. Anzi, ti sembra che ti tolgano pure i problemi. Se ce l'ho, sono a posto. La speranza costa, ci impegna, certo. Ci devi mettere qualcosa. Le illusioni, appunto, le prendi e ce ne sono, di molti, poi diventano dipendenze in molti casi. La speranza invece non delude. Non perché va tutto bene, ripeto, ma perché abbiamo la forza e la speranza che tutto andrà bene e che questo richiede sforzo, richiede impegno. Non è che andrà bene, tanto non dipende, dipende da noi. Se la speranza la prendiamo sul serio o no. Lui ci prende sul serio. E lui, la speranza, non delude perché è il versetto immediatamente successivo, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Oh, non si è dimenticato di nessuno di noi, Dice, ma a me mi ha saltato. No, non ha saltato nessuno. Ce l'ha dato, siamo noi che non l'abbiamo preso, che è un po' diverso. Siamo noi, oppure che abbiamo preso appunto qualche illusione che costa poco. Questa è la Pentecoste. L'amore di Dio riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, il cuore di ognuno, personale, individuale, e il cuore della comunità. Bellissimo, no? Guardate, Pentecoste è una cosa bellissima, perché ognuno è pieno dello Spirito Santo, ma non è solo.